Appassionati di calcio 5, buonasera dalla Palasele di Eboli. Stanno facendo il loro ingresso in campo la Feldi Eboli e la Roma 1927 Futsal per la seconda giornata del campionato di Serie A quinto. La Feldi Eboli che vuole confermarsi davanti al pubblico amico e la Roma che cerca il colpaccio. Ancora Selusio, avanza il 77, punta l'avversario, riesce lo scarico per il destro di Caponigro con la deviazione di Sarmiento in calcio d'angolo, l'appoggio per Gattarelli. Dalcin avanza, ancora giocata splendida, Echevarria che va via, due giocatori, il tocco sotto con il salvataggio sulla linea, poi ancora la doppia giocata. Il pallone che finisce in fallo laterale, aveva fatto tutto splendidamente il numero 15 della Feldiere. Bianca dentro per Fortino che può girarsi di là, lo fa splendidamente. Dalcin gli dice di no. Il pressing di Caponigro, attenzione, rischia e perde il pallone Avellino, poi ancora la palla dentro, Caponigro calcia, Sarmiento c'è, grande opportunità per la Feldi Eboli con Caponigro. Avanza Dalcin, può scaricare tutta la potenza del suo destro sul fondo. João Miguel, la giocata di Suola, la scivolata con la palla recuperata ancora João Miguel, un po' di confusione, poi ci prova con questo gran destro Cutruppi, la deviazione di Dalcin. La recupera Gattarelli, destro! Sarmiento si distende in tuffo dal nulla, questa occasione per la Feldi Eboli. Partita tranquilla però con fiammate di nervosismo da una parte e dall'altra. Ci prova Fortino, Dalcin gli dice di no. La palla in avanti dove non ci sono compagni. La palla dentro con Selusio che prova la transizione offensiva. Dentro il gol! Da parte della Feldi Eboli che la sblocca così con Echevarria, grande giocata, splendida transizione offensiva, 3 passaggi, Echevarria in area di rigore, non ha perdonato e ha punito Sarmiento. Eccola qui, splendida giocata, l'assist dentro. Ovviamente la partita che resta in bilico assolutamente. Dalcin ci prova col destro sul fondo, l'opportunità subito di Dalcin che ha provato a fare tutto da solo. Ancora la giocata col palo interno colpito da Cutruppi. Che occasione per la Roma con questa grande giocata improvvisa per il tentativo di Sgro che carica il destro. Dalcin si oppone, poi la transizione della Feldi che non riesce. Le ammonizioni sono state abbastanza, intanto qui Dalcin è costretto a fare gli straordinari mettendo il pallone in calcio d'angolo per questa deviazione che lo stava ingannando. Dentro il taglio che non riesce, alla fine Fortino, un po' di spazio, Fortino finisce a terra, calcio di punizione, attenzione giallo per Selusio. Parte Fortino, anzi no, è Avellino, eccolo qua lo schema con Fortino che non riesce però a trovare le coordinate giuste per chiudere col mancino. Palla dentro, il rimpallo Dalcin in avanti per l'opportunità, Filipiglio, attenzione tutto solo, l'uscita di Sarmiento, che occasione per la Feldi con questa ripartenza improvvisa. Caponigro, il blocco di Lavrendi, Caponigro calcia, fermato Lavrendi, la finta, la giocata del 2-0 firmata dal numero 8 che con lucidità, intelligenza ha avuto la decisione giusta per portarsi il pallone col destro in avanti e poi scaricarlo in fondo alla porta difesa da Sarmiento. La rivediamo, eccola qui, la suolata col controllo orientato in avanti e poi col destro non ha lasciato scampo al portiere della Roma. 2-0. Sarmiento avanza, lo scarico ancora per l'opportunità di Cutruppi con la parata di Dalcin
sempre dalla stessa posizione. Cutrupi riesce nuovamente ad essere pericoloso con Dalcin che si oppone. Cutruneo dentro a cercare ancora João Miguel, poi il sinistro con Dalcin che fa un mezzo miracolo. Che cosa ha preso il portiere della nazionale italiana? Che cosa ha preso? Conclusione fantastica, la rivediamo con l'appoggio di João Miguel di prima intenzione con Dalcin che gli ha detto di no. Sarmiento, il destro, e attenzione qui la deviazione e il gol da parte della Roma che rientra in partita a 5:20. Mi sembra francamente che sia stata un'autorete con il tentativo di Sarmiento. La rivediamo, il tentativo di Sarmiento, l'anticipo di Avellino, va Selusio, c'è spazio per il tentativo sul fondo da parte di Kenji, occasione per la Feldi. Intanto Selusio dentro per Calderolli che sinistro trova, il destro che non scusa con ancora Calderolli, sempre lui che porta nuovamente la Feldi sul +2. E chi se non Fabrizio Calderolli. Calderolli servito da Selusio, il destro con la puntata Dalcin, poi la palla in avanti ancora verso Calderolli, ci prova Filipiglio, la giocata con la parata di Sarmiento. Selusio dentro ancora con la grande parata di Sarmiento sul tentativo di Calderolli, quasi a colpo sicuro. Calderolli l'appoggio all'indietro e poi l'autogol di Cutrupi. 4-1 a 2:36 alla fine. Questo gol sa di sentenza. Guardate Calderolli, che giocata incredibile, ma che giocatore è Calderolli. L'assalto disperato del team di Reali per provare a rientrare in partita. Avellino, ancora l'appoggio all'indietro, Fortino dentro con la palla recuperata, ci prova con il gol ancora una volta la Feldi Eboli con Kenji che va a esultare dall'altra parte del campo. Kenji timbra il cartellino, game set match, e arriva anche il suono della sirena con la stretta di mano tra i due allenatori Antonelli e Reali. La Feldi vince 5-1 la sua prima gara qui al Palasele, la seconda giornata di campionato di Serie A, quinto. La Feldi che resta a punteggio pieno, una grande prova per i ragazzi di Antonelli, ma la Roma esce comunque a testa alta da questo match.